lago di Monteluco, dove si è conclusa la gara con il successo di Giuseppe Martinelli. Queste sono le immagini girate dal nostro operatore Gualtiero Brescini alla partenza avvenuta alle 8 di questa mattina, un'alzataccia per i corridori e per tutta la carovana, data la presenza di due frazioni che hanno costretto come orari a un non consueto inizio di gara. I corridori hanno fatto avanti e dietro dalla superstrada perché in corrispondenza delle città più importanti sono entrati, hanno attraversato i paesi, hanno attraversato Spoleto, hanno attraversato Foligno e hanno però ugualmente percorso un notevole tratto sulla larga, ampia superstrada Umbra. Non ci sono stati episodi di fuga consistenti, anche perché il chilometraggio era talmente basso che impediva la composizione di fughe particolari. Comunque la gara è risultata sufficiente. Alla conclusione è scattato Bruno Zanoni della Make-up Selle Italia, che va a cogliere il suo primo successo da professionista. Vince Bruno Zanoni e precede di 2 secondi il giovane Visentini, poi terzo è Crepaldi a 7 secondi, poi lo spagnolo Sedena e poi Wolfer precede Giuseppe Saronni nella volata del gruppo a 12 secondi, quindi in sostanza Visentini ha guadagnato 10 secondi sul gruppo.